Benvenuti all'ultimo quarto di finale di Milano Football Cup, probabilmente il più atteso, due tifoserie caldissime, una finalista dello scorso anno, Mozzon contro Vecchi, Faranda contro Daffan, Quaretti contro Vitali, una partita di fuoco già solo nel leggere i nomi. Io sono Gabriele Dattoli e per oggi sarò il vostro Caronte, pronto a guidarvi negli inferi della sfida più attesa, Manzoni-Vittorio Veneto. E allora partiamo proprio con il leggere la formazione manzoniana in maglia rossa con Daffan tra i pali, Rotta, Bordoli, Aimerito e Sant'Amato per la difesa, Romaniello e Vitali due mediani, Vinciguerra, Mannino e Villa dietro all'unica punta Carbone, con a disposizione Pinucci, Vecchi, Previtali, Fantini, Occhipinti, Ranieri, Acquaro, Palicidi, Suni, Vivaldi e Carbone. Risponde il VV invece con un 4-3-3 formato da Faranda tra i pali, Gencarelli, Bevilacqua, Ferrazza, Borsatto, Capocchiano, Campanere, Quaretti per il centrocampo e il tridente con Mercuri, Mozzone a Batterusso a disposizione De Dominicis, Alagna, Archipov, Alghisi, Pintus, Rimini, Fabbri, Zaccia e Cicalesci. Tutto pronto per il big match. Ad attendere il risultato più di tutti, il Cremona. Siamo partiti, Grittani, l'arbitro fischia, Vitali va lungo. Libera il Vittorio Veneto, poi Romaniello di testa, con le mani il VV. Verso Mozzon che lotta, Vinciguerra non ci arriva, quindi Quaretti che va lungo, Bordoli con la testa, male perché la palla finisce tra Aimerito e Sant'Amato, ne approfitta Batterusso che salta il 24, poi punta anche Aimerito, sterza, occhio perché in zona tiro, destro! Daffan risponde presente, Vitali dalla tre quarti al cross, parte non perfetto, libera Campaner che però litiga con il pallone, quindi allontana Borsatto, alimenta la manovra offensiva Bordoli, ancora Vitali, morbido, dentro, Bevilacqua, scordinato, svirgola, poi la palla che si impenna e se la cava Faranda, brivido per gli uomini in maglia bianca, sarà rimessa a Manzoni. Con le mani va Rotta a cercare Carbone, trova solo Gencarelli che libera di testa, anche Romaniello di testa, pesca a Mannino nel traffico, poi sbuca Villa che lascia il 7 con la punta, ancora Faranda in calcio d'angolo. Corner per il Vittorio Veneto, batte Quaretti sul secondo palo, Ferrazza una sponda, Capocchiano non arriva, Vitali provvidenziale, pallone che rimane lì, Mozzon murato anche lui, si salva il Manzoni che poi spazza direttamente in fallo laterale. Incredibile. Borsatto con le mani, vuole chiudere forte il primo tempo il VV. Mette giù a Batterusso con il petto e gira bene dove c'è Campaner che addomestica, sguardo dentro, a cercare Gencarelli con il petto, poi Boldoni forse con un braccio. Si gioca, Capocchiano prova nel traffico, libera proprio Boldoni, Mannino può ripartire velocissimo. Occhio però perché viene richiamata l'attenzione dell'arbitro Grittani. Allarga il braccio Bordoli, poi lo ritrae ma ormai il danno è fatto. Vediamo la decisione dell'arbitro. È calcio di rigore. Mozzon contro Daffan. Va Mozzon! 1-0 per il Vittorio Veneto! Spiazza Daffan, il numero 9 in maglia bianca, e poi sotto la Ovest a esultare con il suo popolo. 1-0 VV. Allo scadere del primo tempo rivediamo il calcio di rigore del numero 9, rincorsa breve, finta, forse fa un passettino, poi sceglie la sua destra e spiazza e si lancia poi per l'esultanza con i suoi compagni, ma soprattutto con la splendida curva del Vittorio Veneto. Atmosfera incredibile al centro Pavesi Fipav, una bolgia, 1-0. Il secondo tempo riprende 1-0 Vittorio Veneto, gol pesantissimo di Mozzon, subito lungo il VV, Quaretti che imbuca dalle parti di Rimini, in area di rigore, Rimini, destro, esterno della rete, parte fortissimo il Vittorio Veneto, lungo Daffan, Carbone anticipato, mette giù Campaner, può impostare, poi allarga dalle parti di Mozzon che ci arriva, la tiene in campo Mozzon in mezzo a due, in mezzo a tre, è andato via Mozzon, poi si appoggia Quaretti nello spazio, fantastico per Mozzon, Bordoli, incredibile, si fa perdonare l'errore del primo tempo che ha causato il calcio di rigore. Poi Rimini ancora a cercare Campaner
che può impostare e infatti sventaglia, dove indisturbato Abate Russo si coordina da Fan, un miracolo. Punizione VV, va Quaretti direttamente in area di rigore dove c'è Abate Russo sul fondo, punizione fantastica del 10. Quaretti sposta il pallone e lancia lontano. Mozzon anticipato, Campaner non ci arriva, allora può diventare buona per Mannino. Poi Previtali non riesce a mettere giù bene il pallone, ma il Manzoni è vivo. Non è finita però. Di petto Santamato che poi commette fallo. Con le mani Faranda per Ferrazza. Sbaglia il suggerimento per il compagno e allora sarà rimessa Manzoni, già battuta in profondità dove c'è Giulio Vecchi che mette giù poi morbido! È arrivato Giulio Vecchi! È entrato in campo e la musica è cambiata! 1-1! 1-1! Ha pareggiato il Manzoni e lo ha fatto col suo uomo migliore nel momento più duro dove il VV ha sfiorato un paio di volte il raddoppio. Il Manzoni ha tenuto botta, si è ripreso e l'ha ripresa. Bravissimo Vecchi a capire che Ferrazza non sarebbe arrivato su quel pallone, posiziona il corpo per addomesticare e poi per alzare il destro e alzare il cucchiaio morbido e poi la palla è rimbalzata in porta. 1-1 ha pareggiato il Manzoni e la partita non è finita. Delirio in curva. Suona la carica il capitano Vitali perché c'è ancora da giocare. Lungo Faranda. Mette giù Capocchiano, male. Può approfittarne Mannino, velocissimo. Straripante Mannino, vince anche il contrasto. In area di rigore destro, Faranda in calcio d'angolo. Angolo che batte proprio Mannino sul primo palo. Previtali la tocca, Imerito, palo. Non è finita, c'è Giulio Vecchi, ne salta uno, va via Giulio Vecchi, palla dentro, calcio d'angolo. Chiuso il numero 10 che chiede un fallo di mano. Rimessa buttata dal VV che è in affanno. Villa, poi Carbone la perde. Rimini, ancora confusione. È proprio Carbone a mettere ordine. Infatti poi ricomincia. Però ancora palla lunga. Ferrazza spara via. È in vantaggio Bordoli che però si fa bruciare da Mozzoni in area di rigore da Fan. Ancora importantissimo l'intervento del portiere del Manzoni. Perde palla Rimini. Villa va a cercare Vecchi in verticale. Sgasa Vecchi e lascia sul posto l'avversario. Poi cerca il fondo. Rientra Vecchi. Vecchi sinistro centrale. Mostruoso Giulio Vecchi. Ed è sul rinvio di Faranda che c'è il triplice fischio. Sarà calci di rigore. Parte il Vittorio Veneto e lo fa con il capitano. Va Quaretti e spiazza da Fan. 1-0 VV. Impeccabile il 10. Sceglie l'angolo e lo fa bene. Hai merito per il Manzoni contro Faranda. Rincorsa lunga, cucchiaio alto. Sopra la traversa. E Faranda ha anche qualcosa da dirgli. Rivediamo. Erroraccio del 6. Parte Mozzon. Stesso angolo e stesso risultato. 2-0 VV in questo momento. Bordoli davanti a Faranda. Danza il portiere del VV. Calcia Bordoli centrale. 1-2. Tiene vive le speranze del Manzoni. E anche lui ha qualcosa da dire a Faranda. Attenzione. Adesso Capocchiano. Capocchiano perfetto. Non sbaglia neanche lui. Aveva intuito da Fan, ma il rigore era angolatissimo. Adesso tocca a Villa. Soliti gesti di Faranda. Mancino e palla all'angolino. Ci credono gli uomini in maglia rossa. Gran rigore di Villa. Ora Alagna. Rincorsa breve. Parte il 17. Spiazza anche lui da Fan. 4-2. Se il Manzoni sbaglia, il VV è in semifinale.
Va Giulio Vecchi, l'uomo più prezioso del Manzoni, rincorsa breve. Destro Faranda! Dice di no! E spedisce il Vittorio Veneto in semifinale, dove ad aspettarlo ci sarà il Cremona. Dopo una partita estenuante e a tratti commovente, il Vittorio Veneto può festeggiare e può farlo soprattutto grazie al suo portiere che corre velocissimo sotto la sua gente, sotto la curva ovest, quella del Vittorio Veneto. E allora sarà Cremona Vittorio Veneto.